Intensa l'attività dell'Arma dei Carabinieri di Agrigento e provincia, intervenuti in merito a interventi su un marito violento e quindi anche nel campo del contrasto al bracconaggio. Una donna di 41 anni, infatti di origine tunisina, residente nella località di Villaggio Mosè ad Agrigento, si era rivolta ai carabinieri della locale stazione al culmine dell'ennesima lite avuta con il marito, un uomo pensionato di 60 anni. È stato quindi denunciato dalla donna, che ha raccontato delle continue aggressioni fisiche, delle minacce e dei maltrattamenti che era costretta a subire già da qualche mese, episodi che avvenivano tra le mura domestiche della loro casa. I militari dell'Arma, dopo aver ricevuto la denuncia, si sono messi subito all'opera, avviando i primi accertamenti e hanno indotto quindi a collocare temporaneamente la vittima, la donna, in una struttura protetta a carico dell'uomo. È stata inoltre informata di reato la Procura della Repubblica di Agrigento per maltrattamenti in famiglia. E nel campo del bracconaggio, la mattina del 6 luglio, i carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo, coadiuvati dai militari della compagnia dei Carabinieri di Sciacca, sono intervenuti in località San Marco di Sciacca per una segnalazione pervenuta presso la sala operativa antibracconaggio e reati in danno agli animali. La segnalazione riguardava quindi un'attività di bracconaggio con l'utilizzo di mezzi di caccia illegali. I carabinieri, quindi, perlustrando la zona di interesse, hanno individuato la presenza di 5 trappole disseminate in una vasta area, trappole costituite da congegni meccanici muniti di lacci in acciaio pronte a scattare e a catturare gli animali in transito. Le trappole erano destinate alla cattura di istrici, una specie protetta di cui non è consentita la caccia in alcun modo. Quindi i militari dell'Arma hanno predisposto un servizio di appostamento che ha consentito di individuare il presunto responsabile dell'attività di bracconaggio. Si trattava di un cittadino di origine tunisina di 66 anni, pensionato, residente nella città di Sciacca. Fortunatamente le trappole non sono entrate in funzione, sono state rimosse e sequestrate e l'uomo quindi denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica Saccense.